Ciao amici, ci troviamo nelle campagne di Sinai e siamo per arrivare a un'altra Domus de Janas favolosa. Guardate in che contesto ci troviamo, in mezzo ai monti di Sinai, bellissimo. Oggi c'è il sole, andiamo avanti. Insomma, per arrivare qua bisogna fare una piccola scalata, però un po' impegnativa. Finalmente in mezzo ai cespugli riusciamo a intravedere Sadomu e Sorku di Sinai. Adesso saliamo. Incredibile, eccola qua ragazzi, Sadomu e Sorku di Sinai. Bellissima, bellissima. Sarà 1 metro sopra il piano in cui mi trovo io. Guardate che splendore, immondezza e ovviamente segni di fuoco sul soffitto, sicuramente è stata usata come riparo. Bellissima, interamente scavata nella roccia, non so, penso sia trachita questo tipo di roccia. Un riparo naturale, quindi una grotta naturale, grotticella naturale riadattata per essere utilizzata come sepoltura, Domus de Janas. Bene amici, oggi il cielo è sereno, il sole ci riscalda, il paesaggio è bellissimo. Dalla tomba di giganti Sadomu e Sorku è tutto. Dai custodi della memoria, buona giornata.